Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di prevenzione oncologica, di stili di vita, di cosa si può e cosa non si deve fare. Giustamente con il dottor Gava sottolineava l'importanza di evitare già in un ambiente inquinato il fumo. Arrivano diversi messaggi, ne leggo uno: ma se la correlazione tra fumo e tumore ai polmoni è certo, perché si vendono ancora sigarette? Perché il mondo medico raccomanda ma non vieta? Dottore, a lei la parola. Noi non possiamo vietare perché non siamo un organismo legislativo, ma la classe medica conosce i danni del fumo, eppure c'è ancora qualche medico che fuma perché si creano delle dipendenze. La nicotina, una delle sostanze tossiche contenute nella combustione del fumo di sigaretta, provoca una dipendenza, e quando c'è una dipendenza noi sappiamo come sia poi difficile abbandonare l'uso di questa sostanza. E per questo noi raccomandiamo nelle scuole, cercando di creare generazioni di non fumatori, perché è più semplice non cominciare piuttosto che smettere. Però realizziamo anche corsi di disassociazione al fumo, e mettendo insieme dei fumatori che hanno qualche motivazione si ottengono risultati lusinghieri. So che a Treviso abbiamo risultati sul 60% di persone che smettono di fumare e conservano questa abitudine di smettere a un anno di distanza dal corso, quindi se c'è la volontà si può anche smettere. Quindi Ecco, è fondamentale. assolutamente. Nel codice europeo contro il cancro, tra le sostanze pericolose, è stato introdotto in modo netto appunto l'alcol. L'alcol è una sostanza che contiene l'etanolo, che è una sostanza tossica, viene metabolizzata sul fegato, e quindi c'è anche qua un rapporto lineare tra il consumo di alcol e la possibilità di sviluppare una cirrosi, e la cirrosi può evolvere in cancrocirrosi. Quindi noi consigliamo di non bere o di bere con molta moderazione, e quindi anche qui, quando andiamo nelle scuole, diciamo ai ragazzi che sono soliti fare questi aperitivi, consumare gli spritz, cercate di sorseggiarlo lentamente e di non superare l'unità alcolica, cioè uno spritz a serata, perché in effetti il rischio è molto alto, ed è più alto per le donne perché hanno una capacità di metabolizzare l'alcol inferiore rispetto agli uomini. Quindi Chiaro. noi raccomandiamo di bere con molta moderazione, e anche lì se uno è astemio che non sia bullizzato, perché nel Veneto succede anche questo. Infatti, è stato bene aggiungere questo aspetto. Colon, retto e ano. Ci sono tumori che riguardano questi aspetti e tra l'altro non vengono diagnosticati sempre per tempo, vero? Ma il colon retto è il terzo tumore, perché ha un'incidenza elevata sia nei maschi mentre i tumori a mammella sono prerogativa del sesso maschile, il tumore del polmone, della prostata, è prerogativa del sesso maschile, della mammella femminile. I tumori della colon retto colpiscono quasi uguale entrambi i generi, quindi è importante che si faccia un'opera di prevenzione che riguarda entrambe le popolazioni, maschile e femminile. E anche qui la dieta è fondamentale. Adesso un grande rilievo si dà al microbiota, che è la composizione di flora intestinale di cui è composto il nostro intestino, che sembra mediare quelli che sono gli aspetti anche immunitari del nostro organismo. È importante la dieta, naturalmente, perché tutti i cibi di cui ci alimentiamo transitano attraverso il canale alimentare, il canale intestinale, e anche qui raccomandiamo l'olio extravergine di oliva come condimento ottimale, perché ha un sacco di proprietà sia sull'intestino, ma contiene anche sostanze antiossidanti, i famosi polifenoli sono molto contenuti nell'olio extravergine d'oliva, che è il simbolo della nostra settimana nazionale della prevenzione, perché è davvero quasi un farmaco che può aiutare la nostra salute, perché se introduciamo degli antiossidanti freniamo anche l'azione di molte sostanze tossiche, alcune delle quali cancerogene, e quindi è fondamentale utilizzarlo. Stamattina ero in una trasmissione in cui mi dicevano sì, però l'olio extravergine d'oliva costa molto, non si può trovare uno buono sotto i 15 euro, e io ricordavo che noi quando andiamo al ristorante magari non battiamo ciglio per pagare 20 euro una bottiglia di vino che consumiamo poi nella serata, mentre una bottiglia di olio extravergine d'oliva, che può avere un costo simile, ci dura poi alla fine un paio di settimane, la possiamo usare tutti i giorni in piccole dosi per aiutare la nostra salute.
Chiaro. Torniamo dopo insieme, adesso voglio interrompere un attimo per fare una domanda qui al vicepresidente, perché aspetti un attimo che leggo il messaggio, ma se l'attività fisica è indispensabile per il benessere, perché la scienza non si muove in questa direzione? Non prescrivere solo farmaci ma severi controlli sull'attività fisica con braccialetti e GPS che la tecnologia odierna permette. Chi non lo fa ingiustificatamente allora niente cure, ci vuole partecipazione e impegno anche dei pazienti. Tanto però viene prescritta come cura farmacologica. C'è un aspetto interessante che forse non tutti sono a conoscenza, il diritto all'oblio oncologico. Che cos'è? È una legge che è stata promulgata alla fine del 23 ed ha decorso dal 2 gennaio del 24. Che cosa dice? Faccio una premessa. Molto spesso i pazienti guariti da tumore sono pazienti dimenticati, mentre rimangono ancora vive le cicatrici, non solo fisiche, ma anche psicologiche, affettive, economiche, sociali. Mentre a volte ci si dimentica di questi, purtroppo invece quando si vuole ci si ricorda anche fin troppo bene. La legge sul diritto dell'oblio oncologico è per permettere al paziente che è guarito, all'ex paziente, alla persona che è guarita da tumore, di avere gli stessi diritti, di non avere discriminazioni in ambito di scelta lavorativa, in ambito assicurativo, in ambito sociale, che non sia un emarginato, che non sia un ghettizzato perché ha avuto la malattia. Quindi ricordarsi del paziente oncologico quando ha ancora bisogno, nel modo giusto. Perché per chi non lo conosce, non lo sapesse, che tipo di preclusione ci può essere? Lei diceva in ambito assicurativo. Esatto. Le leggo quello che dice la legge. Certo, perché proprio bisogna ricordarsi che garantisce alle persone guarite da un tumore il diritto di non fornire informazioni né subire indagini sulla pregressa malattia. Protegge da discriminazioni nell'accesso a servizi bancari, assicurativi, adozioni, lavoro e formazione. È un diritto finalmente riconosciuto. E ricordo anche un'altra cosa, che la LILT ha sostenuto proprio in maniera molto sostanziale e con determinazione lo sviluppo del testo e poi della promulgazione di questa legge. Quindi adesso è legge? È legge dal 2 gennaio del 24. Quindi non dovrebbero, in virtù di questo, non ci dovrebbero essere preclusioni. Nessuno deve essere discriminato. Contemporaneamente ci auguriamo che ci si ricordi delle persone che hanno avuto il tumore perché ancora ne portano avanti delle cicatrici, come vi dicevo prima. Ecco, da questo punto di vista, posso chiedere anche l'intervento al dottor Gava, voi come LILT sia a livello territoriale ma anche a livello regionale in tutti i territori, in tutte le 7 province del Veneto, ma a livello nazionale pure, attuate delle attività di supporto, di visite, di indagini diagnostiche? Sì, ogni LILT è un'associazione autonoma nel territorio provinciale di competenza e quindi può sviluppare sia azioni che vanno, vi dicevo, dall'intervento nelle scuole per creare generazioni di persone che prendono a carico la propria salute adottando stili di vita corretti, sia fornire supporto psicologico riabilitativo a chi vive l'esperienza di una malattia neoplastica, e poi abbiamo degli ambulatori dove vengono eseguite visite, sia visite tradizionali ma anche con l'appoggio di attrezzature che possono essere ecografi, mammografi o visite endoscopiche, proprio per cercare di supportare il Servizio Sanitario Nazionale a dare risposta a quelle che sono le domande di salute dei nostri cittadini. E poi promuoviamo l'adesione alle campagne di screening. Prima parlavamo del colon retto, viene inviato dal Servizio Sanitario il test, la provetta per fare il sangue occulto nelle feci, che è uno strumento molto utile per rintracciare delle lesioni che spesso sono delle lesioni neoplastiche come i polipi, che se vengono asportate evitano col tempo l'insorgenza di un tumore. Quindi si fa un'azione davvero di diagnosi e terapia nello stesso momento, impedendo lo sviluppo di una neoplasia. Quindi le campagne di screening che vengono promosse dal Servizio Sanitario e
certo. di cui noi diamo informazioni in ogni sede, sono uno strumento utilissimo per la diagnosi precoce ma anche per la prevenzione. Grazie. Vicepresidente, c'è anche uno screening citologico, cioè un esame che viene fatto, degli esami specifici nel caso di tumore della pelle, vero? Sì, abbiamo la possibilità di fare delle biopsie quando c'è una lesione cutanea sospetta, quando il dermatologo individua una lesione cutanea sospetta. La prima cosa da fare per capire esattamente se è benigna o maligna, se si tratta di melanoma, è fare una biopsia. Quindi e prima la si fa, meglio è. E in LILT abbiamo creato anche un ambulatorio in questo senso per fare i prelievi anche in ambito senologico, se non è. Anche in ambito senologico è stato il primo ambulatorio in microchirurgia che abbiamo creato proprio per poter accelerare quella che può essere una biopsia per capire di che tipologia di tumore o lesione si intervenire il tratta. prima possibile. Volevo chiudere con una nota. È vero che di tumore ci si ammala sempre di più, ma è anche vero che grazie allo sviluppo tecnologico medico e alla prevenzione, alla cultura della prevenzione, si muore molto di meno. Che è molto importante. Sempre un po' in chiusura, però mi sembra molto rilevante questo aspetto, dottor Gava. Lei ha sottolineato l'importanza dell'umanizzazione delle cure per il paziente oncologico, che diciamo che è il fil rouge di questa campagna di quest'anno. Umanizzazione, cosa vuol dire? La LILT quest'anno ha redatto un manifesto in 14 punti in cui si dice in sostanza che di fronte all'evoluzione tecnologica, alle scoperte scientifiche che ci sono state, però è importante ricordarci che curiamo delle persone e quindi tenere conto che di fronte a ogni caso di tumore, per quanto complesso esso possa essere, c'è una persona che sta soffrendo, che ha molte richieste da fare e di queste richieste bisogna tener conto nel suo programma di cura. E quindi l'abbiamo presentato all'assessore regionale alla sanità il giorno della Giornata Mondiale contro il Cancro, proprio per creare un'alleanza tra l'associazione di volontariato più importante che c'è in campo oncologico nella nostra regione e la Regione Veneto che eroga i servizi sanitari, e quindi è importante che ci sia questa consonanza nel tener conto che curiamo sempre persone. Perfetto. Allora, dottor Gava, oncologo, radioterapista, coordinatore regionale della LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, so che ne avete veramente tanto da fare, grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione. E dottor Gianluca Recarchi, anche a lei grazie di essere venuto, lei è vicepresidente della LILT e alla sua attività e tutti volontari, perché ricordiamo sempre che voi coordinate un numero enorme di volontari. Quanti sono soltanto a Padova? Sono circa 120-125 i volontari attivi che fanno un servizio che ci permette di tenere aperti molti ambulatori, che ci permette di dialogare con le persone. La cosa più importante è che fanno tanta formazione, perché parlando di umanizzazione ricordiamoci che abbiamo davanti delle persone e molto spesso preoccupate. Assolutamente. Grazie ancora, grazie a voi, ricordatevi appunto che c'è questa settimana particolare, ma che c'è sempre, sempre, è importante la LILT supportarla, perché poi dà un aiuto, un supporto quando una persona si trova in difficoltà e quindi rivolgersi per avere anche una consulenza, un aiuto, un consulto generale. Buon proseguimento.